Campo San Piero. Si sono presentati solo in 2, di cui uno già in organico a Cittadella. Stiamo parlando degli 8 candidati iscritti al concorso per medici pediatri bandito dall'ULSS 6. Non arrivano quindi buone notizie per il reparto dell'ospedale di Campo San Piero che in un solo anno solare, ricordiamolo, perderà 6 medici oltre al primario. Questo non è certo un bel segnale per la nostra pediatria, ha commentato il sindaco Katia Maccarone. Il direttore generale dell'ULSS, Domenico Scibetta, mi ha assicurato nuovamente che si sta attivando con l'azienda per garantire la copertura dei medici mancanti, ma ora è necessario che la Regione Veneto intervenga direttamente per trovare una soluzione. Tombolo, intervento di una vigilessa che ha prestato i primi soccorsi con competenza e sangue freddo, scongiurando così lo shock anafilattico per un bambino. Protagonista di questo intervento è stato il vice istruttore della polizia locale di Tombolo, Chiara Campagnaro, che è stata pubblicamente ringraziata attraverso Facebook dal sindaco Cristian Andretta. La vigilessa ha notato le 3 punture sul collo del piccolo uscito da scuola e ha attivato subito i soccorsi. Carmignano. Bomba Day. Prendono forma i preparativi in vista delle operazioni di domenica mattina, quando il secondo reggimento del Genio Guastatori di Trento farà brillare la bomba aerea risalente alla seconda guerra mondiale del peso di 500 libre con spolette armate. Un ordigno rinvenuto in un terreno di via Colombare lungo la Postumia da un agricoltore. Il sindaco Alessandro Bolis ha firmato l'ordinanza che delimita le varie aree. Nell'area rossa, con raggio di 700 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno, entro le ore 8 di domenica e fino al termine delle attività di disinnesco, è stata disposta l'evacuazione di tutti gli edifici. Dovranno andarsene le persone e pure gli animali.